la nostra intervista che faremo a due persone, a due ragazzi che fanno arte marziale. Allora, uno è Luca Bertoncello. Ciao Luca, intanto. Ciao Giorgio, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti gli spettatori di Nome. Grazie anche a Cristian Baggio. Ciao Cristian. Buon pomeriggio e grazie per l'opportunità. Ok, allora presentiamo un pochino. Allora, Luca Bertoncello è il coordinatore per l'Italia di una disciplina, un'arte marziale che dopo saranno loro a presentarci meglio, vediamo se riesco a pronunciarla bene. Wing Chun Accademia, dopo magari saranno loro a tradurlo meglio, a dirlo meglio, a pronunciarlo meglio. E Cristian Baggio è il coordinatore regionale del Veneto, sempre di questa disciplina. Bene, allora io partirei, Luca, da te, che dopo ovviamente potete fare un passaparola fra voi due e scambiarvi qualcosa in più, qualcosa di meno, eccetera. Io vi farò delle domande, ovviamente interagisco fra di voi due quando non capisco delle cose o sono curioso di sapere. Allora, intanto partiamo da te, Luca. Cos'è intanto questa arte, questa disciplina dell'arte marziale? Credo che sia nata intanto in Cina, perché dal nome credo che sia proprio dell'Oriente, no? O sbaglio? Sì, allora parto un po' con la presentazione della disciplina, dopo eventualmente il collega Sifu Baggio parlerà un po' dell'accademia che rappresentiamo. Il Wing Chun fa parte intanto delle discipline inerenti al Kung Fu cinese, quindi diciamo che viene normalmente generalizzata come disciplina marziale tradizionale cinese. In realtà Kung Fu non significa arte marziale, significa in realtà raggiungere un determinato obiettivo attraverso il lavoro, quindi ha un significato molto più profondo rispetto a genericamente arte marziale. Però diciamo che comunque nel contesto generale molto spesso viene identificata come l'insieme delle arti marziali cinesi, diciamo così. Il Wing Chun è molto interessante perché nasce dal Kung Fu tradizionale cinese, ma è un po', diciamo, particolare rispetto alle altre discipline, ovvero si basa sulla corta distanza, si basa sulla simultaneità tra, chiamiamo, tra virgolette, difesa e attacco, cioè in un unico movimento vai a chiudere l'azione e vai a replicare, ma soprattutto sul fatto della corta distanza è molto importante, non ci sono salti, capriole, pirouette, cose molto particolari, e quindi per questo è molto indicato per quanto riguarda la difesa personale, di cui dopo tratteremo in seguito. E quindi questo è un po' il quanto. Tradotto letteralmente significa eterna o radiosa primavera, come traduzione letterale del termine Wing Chun. E la cosa interessante anche, sempre legata al fatto della difesa personale, soprattutto per il mondo femminile, è che si narra la leggenda tramandata da Ip Man, che penso più o meno tutti gli spettatori conosceranno attraverso i film, a parte essere stato l'insegnante di Bruce Lee, comunque è venuto molto a galla negli ultimi 10-15 anni, nel 2008 se non sbaglio c'è stato il primo film, che hanno girato e tuttora ogni tanto si vede nei canali, diciamo, tradizionali anche nostri. Quindi, ci dicevo, la cosa interessante è che la leggenda che ha tramandato appunto Ip Man è che sia stata creata come disciplina da una monaca, quindi da una donna, da una monaca guerriera in questo caso, che a sua volta, che questa monaca si chiamava Mui, 5 fiori di pruno, tradotto letteralmente, che a sua volta l'ha trasmessa ad una sua allieva, quindi a un'altra studentessa chiamata appunto Yin Wing Chun. Dopo lì c'è tutta una storia particolare che magari si soffermeremo in un'altra puntata perché è abbastanza lunga, però è questa la cosa interessante. Poi che sia vera o meno come leggenda, che sia più o meno veritiera, però sicuramente ha dei principi e dei concetti che ben la fanno adattare a persone senza una particolare predisposizione fisica, quindi nel contesto le donne o anche comunque uomini minuti o non minuti, cioè, diciamo è indicata a tutti, ecco. Ma Luca, scusa,
In che età, diciamo, questa storia di questo imam, di questa monaca, leggenda o non leggenda, abbiamo, diciamo, un periodo? Sì, il periodo storico, diciamo, in cui si narra questa storia è verso il 1623, circa 1623, in quell'epoca là, diciamo, come data ufficiosa di nascita. In realtà le prime trascrizioni scritte le abbiamo dal 1800, per questo si dice che è una leggenda, perché comunque diciamo che fino al 1800 in Cina c'era un modo di tramandare prevalentemente orale, e non c'erano molte, diciamo, scritture in cui si indicavano, un po' in tutte le discipline marziali in realtà non c'erano molte scritture, e quindi si tendeva più a tramandare oralmente, perché era una disciplina insegnata molto spesso in famiglia, non è come adesso che avevano i corsi di Kung Fu, anche perché non era molto ben visto anche dai regnanti del tempo, diciamo, soprattutto dall'impero Qing, era abbastanza malvista la pratica delle arti marziali, perché all'interno dei monasteri dove si praticavano le arti marziali, all'interno dei monasteri di Shaolin, il più conosciuto del nord, o Shaolin del sud, o tanti altri monasteri, si dice che oltre a praticare le arti marziali i monaci per il loro benessere, per la propria difesa personale, si dice che portavano al loro interno anche dei fuorilegge per quanto riguarda il governo, visto veramente dal punto di vista del governo, o comunque delle persone che andavano contro il governo, diciamo. Quindi diciamo che i tempi sono sempre gli stessi, quindi dal 1600 ad adesso i tempi, bene o male, ci sono sempre i governatori, ci sono sempre quelli che vanno un po' contro il governo per vari motivi, insomma adesso non cambia niente. Una volta si chiamavano fuorilegge, adesso si chiamano terroristi, no? Sì, esatto, per quello appunto non volevo addentrarmi in questioni politiche in questa sede, però... No, per carità, era solo per avere un'affinità, diciamo, di queste parole, ecco, niente di particolare. Un'altra domanda prima di passare a Cristian. Tu hai parlato di Chen, cioè nel senso di Bruce Lee, ma Bruce Lee praticamente esercitava giusto il Kung Fu, ma faceva i vari salti, piroette o cose di questo genere, se non sbaglio, no? Sì, Bruce Lee nasce dal Wing Chun, cioè nel senso che comunque a Hong Kong lui ha preso lezioni in realtà non da Ip Man direttamente, ha fatto corsi in privato, ma molto poco, in realtà da un suo allievo in particolare. E quindi in Cina, a Hong Kong, studiava Wing Chun. Poi però si è trasferito in America e all'inizio insegnava Wing Chun ai suoi studenti, ma Bruce Lee non voleva diventare un grande insegnante, Bruce Lee voleva sfondare nel cinema, come sappiamo tutti. Certo. Diciamo che il Wing Chun a livello cinematografico non è propriamente esaltante, ecco. Ci sono degli esercizi molto belli, ci sono delle cose, però... E quindi lui, diciamo, probabilmente anche per un suo sfogo filosofico, per una sua questione sua personale, non lo so il motivo, perché chiaramente non lo so. Sì, beh, sono affari suoi. Ha creato, diciamo, questa sua interpretazione dove ha inserito all'interno anche, diciamo, tecniche o concetti di altri stili di combattimento, non discipline marziali, ma comunque tecniche di combattimento, quali box, eccetera, eccetera. Ha fatto un miscuglio. E la cosa interessante è che lui non voleva che questa sua idea di arte marziale venisse tramandata, perché era la sua interpretazione. Quindi chiunque al giorno d'oggi vada a diciamo, insegnare o allenare lo stile di Bruce Lee, in realtà va contro Bruce Lee, nel senso che se Bruce Lee fosse ancora vivo, veramente li andrebbe a prendere a calci, perché comunque lui non voleva che questa sua interpretazione venisse trasmessa. Ad esempio diceva una cosa, apro questa piccola parentesi, che non era tanto importante l'esecuzione delle forme, quelle che noi chiamiamo forme, no? O Tolu, come si chiamano in cinese. E sì, però lui le aveva fatte. Quindi diciamo che è un po' un controsenso, eseguire le forme è importantissimo per dopo liberarsi dalle forme, ma comunque si devono eseguire, si devono continuare a eseguire. Dopo ci si libera dalle forme, quindi il concetto che lui ha spiegato era un po', diciamo, a metà dal suo punto di vista, un po' più di marketing, diciamo così, insomma. Bene, quindi abbiamo saputo un qualcosa in più. Allora,
Cristian Baggio, appunto come ho detto prima, coordinatore regionale del Veneto di questa disciplina. Accademia o Academy, io l'inglese proprio me lo mangio, quindi perdonatemi, preferisco dirlo in italiano, Accademia. Ecco, cos'è questa Accademia allora, Cristian? Vabbè. Allora, Vinson Academy è proprio la parola stessa, un'accademia, un'organizzazione più precisamente. Faccio una premessa, Vinson Academy non è legata a nessuna corrente politica, quindi è apolitica e anche religiosa, quindi volevo fare questa precisazione. Nasce nel 92 ed è fondata appunto dal caposcuola, quindi Grand Master Paul Tan, e coadiuvato da Master Miriam Pons in qualità di referente europeo. La Vinson Academy si è sempre prefissata, sin dalle origini, l'obiettivo di divulgare attivamente la disciplina Vinson tradizionale, ovviamente affacciata all'odernità, dichiarando poi l'opportunità a molte che si sono avvicinati a questo stile per capirne poi le utilità, le specificità e soprattutto i benefici. Oltre a questo, l'Accademia svolge attivamente anche dei progetti con le amministrazioni comunali inerenti anche alla difesa femminile. Il programma viene proprio definito Viper, è un programma dove si strutturano proprio degli elementi utili per concepire quello che è una probabile situazione di aggressione. È un estratto appunto della disciplina Vinson, ma oltre a questo l'obiettivo sempre di questa nostra organizzazione è sempre stato quello di sviluppare dei corsi dove siano degli elementi importanti, umiltà, rispetto e disciplina. Sono molto utili nella società per un semplice motivo. Vedere un'attività insita attraverso solo tecniche è riduttivo. Ciò che abbiamo appunto assimilato io in primis come allievo, ma anche parlo per il mio fratello maggiore Luca, è appunto tutto questo. Dopo chiaramente ci sono anche delle filosofie che sono insite nella nostra accademia, quindi il buddismo, confucianesimo, taoismo. Buddismo, quindi anche la perseveranza negli obiettivi, quindi anche il confronto, quindi anche per migliorarsi giorno per giorno, non solo nel merito della pratica, ma anche nel contesto della propria vita sociale. E poi il taoismo, che significa appunto non usare la forza contro la forza, quindi anche la prevaricazione, quindi anche mantenere sempre la propria integrità, e poi il confucianesimo, il rispetto, quindi la gerarchia. Sono valori che comunque possono portare anche ogni individuo a migliorarsi nella società. Certo, ecco, tenere presente quello che voi avete detto, almeno dal mio punto di vista e dalla mia conoscenza, il buddismo, il confucianesimo non sono religioni, ma sono delle filosofie, mi pare, o sbaglio? Esattamente. Okay. Sì, diciamo che allora, per quanto ci riguarda rappresentano delle filosofie, dopo chiaramente ci sono delle persone che le vedono anche come religioni. Sì, io la vedo all'inizio della cosa, che dopo l'uomo l'abbia cambiata dalla A alla B, questo non mi appartiene. Io dico, quando che nasce, questa cosa qua nasce come filosofia di vita e come hai detto te benissimo, Cristian, e come rispetto e disciplina ovviamente di chi fa questo. Possiamo dire che è uno sport oppure una disciplina? Sarei più per una disciplina, dopo si può anche generalizzare come attività sportiva, diciamo, per far arrivare le persone a comprendere insomma, che si fa comunque del movimento, ma comunque la definiamo disciplina in quanto appunto si basa su metodo didattico, ma si basa molto anche appunto sul metodo della mente, di rafforzare la mente, di impartire delle lezioni che arrivano dai nostri avi, dagli antichi, in questo caso maestri cinesi antichi, ma comunque possono arrivare anche dai nostri antichi, intesi come il nostro nonno, eccetera, eccetera, che sono importanti per i giovani d'oggi, perché dobbiamo ricordarci di mantenere le tradizioni vive per i giovani. Nel nostro caso, ripeto, cerchiamo di prendere lo spunto da quelle che sono la disciplina madre tradizionale cinese, chiaramente, e comunque basandosi su queste tre filosofie che Shifu Baggio ha accennato, taoismo, buddismo e confucianesimo,
sono delle essenze veramente importanti da acquisire anche al giorno d'oggi. Il confucianesimo, ad esempio, fa parte di quella è la filosofia fondamentalmente che si occupa di gestire la società, quindi l'integrazione dell'uomo nella società, il rispetto dell'uomo verso gli altri uomini e verso chi anche ha il potere di decidere, e chiaramente anche chi ha il potere di decidere deve avere rispetto verso gli uomini e tante altre cose. Mentre il taoismo è un qualcosa un po' più, diciamo, ancestrale, mettiamolo così se vogliamo, anche se non è propriamente così, perché in realtà è abbastanza semplice sotto certi punti di vista, comunque crea un bilanciamento tra yin e yang, quindi un qualcosa che crea un equilibrio nella persona, sia all'interno della persona, sia tra la persona e la società, quindi il fatto di creare un equilibrio all'interno della società o all'interno di me stesso. E poi c'è appunto il buddismo che, come accennava il fratello Cristian Baggio, ci porta a crescere, a maturare, un lavoro molto introspettivo, eccetera, eccetera. Quindi ognuna di queste, dopo, ripeto, non è che siamo qui a dire agli allievi dovete studiare il confucianesimo, dovete studiare il buddismo, dovete studiare certo. Diciamo che è un po' come i nomi del Vinzu hanno dei nomi cinesi, non è che gli allievi sono costretti a memorizzare i nomi, ma a forza di sentirli, ripetuti, imparano un po' la stessa cosa su questi principi. Diamo dei piccoli spunti ai nostri allievi, sia per quanto riguarda la parte senior, sia per quanto riguarda la parte un po' più giovane, che comunque insomma si tratta sempre dai 10 anni in su, diciamo, e diamo degli spunti per cercare di portare queste persone a vivere meglio in questa società. Quindi andiamo, tra virgolette, ad utilizzare la nostra figura di Sifu, che significa insegnante, vorrei ricordare, non significa maestro. Sifu in realtà ha due significati, che dipende da quale ideogramma si utilizza, perché in Cina gli ideogrammi possono avere più significati a seconda di quale simbolo si va ad utilizzare. Uno è il significato un po' più tecnico, quindi da parte appunto di insegnante a livello tecnico. Un altro ideogramma che si va ad affiancare, che si va a sostituire, diciamo, porta a una definizione di padre marziale. Anche qua padre marziale chiaramente da distinguere non come figura paterna, diciamo, naturale chiaramente, ma marziale, quindi un figlio tra virgolette acquisito nella storia dell'accademia, nella storia della disciplina marziale, che dopo tante volte il padre marziale, anche nel mio caso, è stato più importante rispetto al mio padre naturale, quindi anche là è un po' tutto da vedere, però chiaramente, ripeto, questo per chi tra virgolette ci crede, non è un credere a livello religioso, ma chi ci crede in questa visione di vita che noi portiamo da... Io la chiamo benissimo filosofia, dopo ognuno... Sì, no, ma ci crede nel senso, non nel senso religioso, ci crede nel senso appartenenza a questa filosofia cinese che ci arriva dagli antichi, cioè ci crede in quel senso, nel senso che ci sono tanti allievi che praticano, ma non si sentono, come si dice, non si sentono integrati nella storia di cosa noi portiamo avanti. Cioè noi siamo comunque una sorta di portabandiera, chiamiamola così, e portiamo avanti una tradizione. Noi ci sentiamo integrati in questa tradizione e cerchiamo di vivere all'interno di questa tradizione, per quanto possibile, chiaramente un po' adattandoci all'Occidente, ai tempi odierni. Mentre tanti magari praticano per il loro benessere, però non si sentono inclusi in tutto in questa tradizione, quindi questo intendo con crederci. Ma forse ci siamo capiti male, perché io avevo detto appunto che a livello religioso credere è una cosa, a livello invece di credere a livello filosofico è un'altra. Ecco, era questo in cui io volevo... che dopo tu mi hai benissimo risposto. Una domanda, magari Cristian, io la devo fartela, ma la faccio a tutti e due ovviamente. Questa arte marziale, i colpi, ci sono colpi mortali oppure no? Allora, il Vinzo è una disciplina che ha delle tecniche che sono efficaci, nasce appunto per difendersi attivamente. Certamente ci sono delle tecniche molto potenti. Ovvio che chi la pratica, in base anche qui è importante fare un aneddoto, anche chi è la guida, quindi il suo insegnante, dà appunto delle priorità, cioè praticarla per sì il proprio benessere, ma anche con l'attenzione anche di ciò che sta facendo.
Perché dico questo? Perché definire l'arte marziale è sbagliato, perché comunque arte marziale va a identificare appunto arte della guerra. Vinson è una disciplina del confronto. Perché questo? Perché in primis il confronto lo sviluppiamo nei nostri confronti, quindi mantenere l'autocontrollo, che è essenziale, e soprattutto anche in una situazione che può essere estrema, riuscire a gestire nel miglior modo possibile. Cosa vuol dire questo? Riuscire anche a capire quello che può essere un probabile pericolo, per evitare di incorrere in situazioni gravose. Quindi Vinson ci può aiutare in una situazione dove non possiamo fare altrimenti. Sto parlando appunto di una situazione dove in extrema ratio devo difendermi, ma mi insegna anche a poter prevenire anche una situazione. Questo certo. È un po' il quanto. Dopo, la natura del Vinson è una scienza del movimento, perché comunque i movimenti sono precisi, rapidi, Certo. e chiunque si avvicini a questo sistema sicuramente nel corso del tempo trova una sicurezza immediata e soprattutto poi anche nei movimenti vede anche un'efficacia in tutto ciò che va a sviluppare. Assolutamente. Allora, rispondendo alla tua domanda, Giorgio, in maniera secca, alla tua domanda, la risposta è sì. Sì, ma comunque dobbiamo stare attenti a chi insegniamo. E questa è una cosa molto importante da comprendere. La natura, la responsabilità dell'insegnante verso i propri allievi è molto importante, non a livello civile o penale, chiaramente, perché dopo chiaramente un allievo si difende e utilizza delle tecniche, utilizza dei meccanismi che portano a diciamo, danneggiare l'aggressore in maniera irreparabile, è un problema a livello civile e penale dell'allievo. Ma come responsabilità, diciamo, proprio nostra interna, come responsabilità, chiamiamola virtuosa, come insomma è una cosa importante da capire. Per questo anche nei nostri corsi, all'interno dei nostri corsi di solito cerchiamo sempre un po' di filtrare gli allievi, nel senso che non mettiamo, ad esempio, se vediamo che una persona ha una testa calda è tendente a creare un carattere un po' troppo aggressivo, cerchiamo di indirizzarlo verso altro, vai a fare palestra, vai a fare qualsiasi cosa. Perché? Perché tecniche mortali, anche un pugno tirato con una certa potenza in certi posti, come ad esempio la gola, può essere mortale. Anche una penna può essere mortale se utilizzata in maniera adatta. Una penna di questo tipo può essere mortale. Quindi, però chiaramente va insegnato ad usarla con testa, con dovizia e con controllo di quello che si deve fare. E dopo, certamente. Anche perché, scusa Luca, la domanda ve la faccio sempre a tutti e due, ovviamente. Credo che voi due avete un tesserino come insegnanti e quindi siete magari, non so, responsabili, non dico delle persone, per carità, perché ognuno deve prendersi delle proprie responsabilità, però come hai detto te benissimo Luca, quando che fate questi corsi, questi insegnamenti, eccetera, guardate, filtrate ecco, la persona, perché se la persona è un delinquente o comunque un criminale, certamente non è adatta per lui questo tipo di disciplina, o no? Esatto, e qui è una cosa molto importante, perché tante volte non dobbiamo neanche noi, non siamo noi a dire alla persona disciplinata o con particolari tendenze violente a non iscriversi. Cioè, attraverso la lezione di prova questa persona vede che l'ambiente è composto da allievi che sono tutti tranquilli, che sono tutti pacati, e quindi questa persona, magari che può avere cattive intenzioni, può essere comunque un po' un lescofante o aggressiva, si autoesclude da sola, nel senso non sa neanche che noi diciamo stai a casa, perché tanto comunque sta a casa perché non trova il suo ambiente. E questa è una cosa molto importante da comprendere anche a livello più generico nella nostra società. Se noi fossimo una società di persone, riuscissimo a creare una società di persone valide e di persone rette, chi non è retto si escluderebbe dalla nostra società, ed è una cosa molto importante che io ci tengo anche a livello un po' più generale. Noi facciamo del nostro meglio per quanto possibile per sviluppare delle persone che siano anche a livello mentale rette, che abbiano un comportamento dignitoso, un comportamento valido, un comportamento serio, non truffaldino, e purtroppo siamo circondati da una società di persone truffaldine.
furbe che cercano di sormontare l'altro, e bisogna un po' cambiare, non c'è che ci lamentiamo di chi abbiamo. Tante volte io dico, Cristian giustamente ha detto la nostra accademia è apolitica, certo, ma io parlo come persona privata. Chi ci rappresenta in politica è la rappresentazione delle persone che si trovano nella società di fatto, chiaramente amplificate da un contesto insomma molto nicchia, che sappiamo tutti che contesto dopo ti porta a fare cosa, ma comunque di fondo, cioè io adesso guardo in giro, ad esempio c'è una cattiveria mostruosa nelle persone, non hanno pazienza, in macchina ti suonano dietro, ti urlano dietro, si urlano tra di loro, cioè c'è veramente un caos. Ed è una cosa importante, secondo me, ripeto, noi lo facciamo nel nostro piccolo con l'insegnamento di questa disciplina, che non è solo tecnica, come giustamente ha detto anche Sifu Baggio, ma è proprio una disciplina che copre a 360 gradi e cerca di impartire degli insegnamenti molto più profondi rispetto a 4 movimenti che possono essere belli, tecnicamente validi, eccetera, eccetera, utili, ma cerchiamo di appunto portare una condivisione delle nostre conoscenze, di quello che noi abbiamo appreso all'interno della società, ed è anche per questo che facciamo i corsi di difesa donna, molto spesso li facciamo a titolo gratuito, ok? E andiamo a muoverci anche in zone remote dell'Italia, siamo stati in città molto grandi, mai con un rimborso spese, voglio sottolineare, sempre a carico nostro tutto, anche città come Bari, come Napoli, anche se volevano, ma perché non ci interessa sotto questo profilo, no, chiaramente se vogliamo fare delle lezioni continuative è un altro discorso, ma oltre a fare una nostra esperienza e conoscere anche realtà diverse e persone diverse, è importante, per quanto poco, anche in un weekend, cercare di seminare un seme di quello che è, secondo noi, una società giusta, che dovrebbe essere giusta. Questo vedo che viene apprezzato in moltissime persone che partecipano a questi eventi, dove chiaramente imparano anche delle cose a livello tecnico, a livello pratico, ma vedo che viene molto apprezzato come cosa. Secondo me è qui che dobbiamo puntare un po' tutti. Certo. Allora, io non so se avete ancora qualcosa da dire sia sulla storia, perché abbiamo fatto un po' di storia, ma forse ci vorrebbe ancora più tempo per fare la storia. Abbiamo visto, abbiamo conosciuto un po' più da vicino questa arte marziale, perché nella locandina abbiamo messo difesa ovviamente personale e benessere. Allora, intanto guardiamo i corsi, perché voi fate dei corsi. Quindi a chi è più rivolto i corsi? Alle ragazze, donne, ragazze, insomma, oppure più agli uomini? Vinson è adatto a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina con la curiosità, l'umiltà e il desiderio di assimilare non solo quello che può sembrare inizialmente anche una difesa personale che comunque è più che altro un ragionamento diverso rispetto a quello che si può sembrare, quindi una tecnica o un movimento. È comunque una sicurezza che si assimila nel corso del tempo. Quindi il pubblico che si avvicina è eterogeneo, da ragazzi giovani, adolescenti, a persone anche di mezza età, quindi si crea appunto una situazione anche di grande interesse. Perché? Innanzitutto chi si avvicina desidera capire che si trova in un contesto in cui ci sono un corpo di insegnanti che è altamente preparato, quindi con una capacità anche di insegnamento non da poco, e che viene appunto seguito con giusti criteri, quindi in base anche un percorso anche di pratica, iniziando appunto con i primi rudimenti e poi man mano si prosegue poi col proprio percorso. La cosa più interessante, non vi è mai rivalità fra gli uni e fra gli altri, vi è sempre un rispetto reciproco, ci tengo a dirlo perché comunque per noi questo è essenziale, e piuttosto il desiderio di scoprire poi cosa si può conoscere nel corso del tempo. Infatti la nostra accademia si svolgono attivamente da diversi anni, 2 stage all'anno, che è una bellissima occasione non solo per crescere anche a livello tecnico, parlo per gli allievi, ma anche un'esperienza per conoscere il nostro caposcuola, il nostro Sifum, che è appunto Grandmaster Poltan, anche Master Mine Pons, e quindi anche un momento di aggregazione per tutti quanti i gruppi di pratica della nostra accademia. Certamente, quindi Luca non è competizione, ma è solamente una
un rispetto, una disciplina e soprattutto anche stare assieme, insomma. Diciamo che è tutto, nel senso che quando ho iniziato, ad esempio parlo della mia storia, nel 2004 ho iniziato la pratica, diciamo che a quel tempo avevo una visione molto più, chiamiamola mascolina, okay? Perché veniva da una realtà in cui, diciamo, arrivava dalla Cina verso metà degli anni 90 e per farsi strada per quello che era, cioè nel senso che era comunque una disciplina che in Cina veniva utilizzata prima di arrivare in Italia. Qua parliamo degli anni di Hong Kong e di Ip Man, quindi in cui già dal film si vede, insomma, dei film di Ip Man, che una parte è romanzata, una parte è anche, diciamo, semi vera. Lo utilizzavano per sfidarsi tra varie scuole di Kung Fu, questa è la realtà. Quindi anche quando è arrivato in Italia, non noi come accademia, ma in altri contesti c'era la leggenda che l'insegnante di Vinzo andava in altre sedi a, tra virgolette, prendersi gli allievi con le buone o con le cattive. C'era un po' questa, no? Leggenda, dopo che sia vera o che non sia vera non lo so perché io non l'ho mai vissuta, però c'era un po' questa leggenda che a livello europeo, anche a livello mondiale, succedeva così. E dopo con gli anni chiaramente si è un po' dovuta adattare a quella che è la società. Adesso la società nostra è una società che purtroppo io vedo molto debole sotto il profilo mentale, fisico anche, perché c'è sempre meno persone che fanno attività fisica e questo è un problema, però soprattutto dopo il 2019, quel maledetto anno, c'è stato un abbassamento a livello mentale non indifferente della propria autostima, della propria sicurezza, anche voglia di fare, e come ho detto prima si perde molto spesso le staffe e si sta troppo a guardare gli altri sui social, perdendo quello che è l'attimo, diciamo, quello che è il momento vivo, il momento reale in cui vivere, no? Invece si va a guardare tanto le vite degli altri e non si nota che si sta positivamente perdendo la propria vita, quindi anche questa è una cosa importante da capire. Quindi diciamo sotto un certo punto di vista ti sveglia fuori, ti mette con i piedi per terra. Infatti la prima tecnica del Wing che si fa, la facciamo un attimo vedere qua, visto che è una cosa abbastanza semplice, ok? Si chiama Paxao. Questa tecnica, ok, che è mano che schiaffeggia, fondamentalmente adesso non mi metto in posizione perché siamo seduti eccetera eccetera, ma questa è la prima tecnica dopo la posizione madre che si esegue. Paxao è mano che schiaffeggia, ha un'applicazione chiaramente pratica che adesso magari non facciamo vedere, e se qualcuno vuole venire a provarla volentieri dopo diamo anche magari... Sì, dopo ci dai tutti... Questa è una tecnica importante perché mette subito l'allievo con i piedi per terra, cioè ti fa capire dove sei, ok? E questa sensazione di sentire questo schiaffo, perché viene proprio tradotto come schiaffo di ideogramma, sul braccio ti sveglia fuori e dice ok, questo fa per me o questo non fa per me. E quello diciamo è già il primo sparamento, ok? Chiaramente anche là con le donne andiamo un po' più sobri, con gli uomini. Sì, non fate lo schiaffo, no. Adesso sto scherzando, ovviamente, non fate lo schiaffo nel dietro. No, lo schiaffo sul braccio, sì. Che anche essendo la io ho fatto la battuta, ovviamente. Certo. Sì, no, chiaro. Essendo l'esterno del braccio. Un'altra domanda. Allora, difesa personale. Anche qui la domanda è quasi d'obbligo, dovrei farla proprio, e sono proprio obbligato a farvela. Allora, le donne oggi purtroppo si sente tanti femminicidi, io la odio sta parola qua, perché per me sono sempre omicidi e non c'è il famoso femminicidio, ma a parte queste cose, la donna che viene a fare i vostri corsi, si sente più sicura da affrontare il problema, magari si trova in un punto, venire a casa da sola di notte, eccetera, con questa arte che è in tasca. E quando si avvicina, parlo per le donne, appunto, a questa nostra disciplina, ci sono due tipologie di percorsi. Allora, il percorso appunto tradizionale, la disciplina, e quindi capiscono, si trovano in un contesto in cui di pratica e quindi assimilano subito appunto il concetto di sicurezza, che poi viene manifestato attraverso il confronto fra gli allievi e le allieve. Ma se parliamo appunto del Viper, che è un'estrapolazione della nostra disciplina, cosa si insegna? Appunto la difesa personale, che in realtà non esiste. Non esiste se intendiamo come
concezione di tecnica, è un atteggiamento mentale. Cosa significa questo? Che in un contesto di aggressione la vittima, fra virgolette, subisce appunto cosa? Il gelo mentale, cioè la paura si blocca, quindi va in uno stato catatonico, ed è questo poi che causa poi l'effetto poi della soppressione e tutto ciò che conviene. Cosa si va a educare appunto alle partecipanti? Intanto nei nostri progetti appunto non possiamo noi avere la pretesa, ma neppure appunto le partecipanti, che nei corsi che facciamo appunto con le amministrazioni abbiano subito il concetto totale della sicurezza. Hanno una percezione maggiore, che è già una cosa importante, attraverso delle simulazioni teoriche e pratiche. Infatti noi come corpo istruttori, quando siamo lì presenti, perché siamo noi che poi facciamo vedere delle probabili situazioni, spieghiamo come funziona il tutto. E la cosa interessante è che la maggior parte delle partecipanti, infatti le platee di persone che vi sono alle nostre edizioni sono molte e apprezzano con grande entusiasmo ciò che noi facciamo da diversi anni, e dopo di questo capiscono intanto cosa significa anche un'educazione al confronto, il capire cosa può essere una probabile aggressione, il capire la chiave di lettura di un probabile aggressore, come si comporta, come si atteggia, il modo di avvicinarsi, anche di chiedere un'informazione, quindi il mantenere la distanza, l'osservazione, l'attenzione. Quindi anche fare attenzione quando si passeggia per strada, anche il fatto di, ad esempio, tornare a casa, rincasare, bisogna fare attenzione, sì, certo, una sicurezza in più attraverso le tecniche fa bene, ma anche osservare dove appunto stiamo andando, quindi anche osservare anche i luoghi. Quindi anche queste chiavi di lettura noi le diamo tutte quante, quindi sempre la massima osservazione. Certamente questo può dare un valore aggiunto. Questo vale anche per gli uomini, Luca? Certamente, diciamo che l'insegnamento della disciplina marziale tradizionale, cioè il Wing avviene per entrambe le figure, quindi sia maschile che femminile. Mentre per quanto riguarda, come ha accennato il collega Baggio, per i corsi di Viper, che sono appunto questo metodo che viene preso dal Wing a livello concettuale, dove chiaramente viene tolto tutta la parte di forme, tutta la parte di struttura tecnica più avanzata, eccetera, eccetera. Cioè sono dei pacchetti in cui andiamo ad approfondire, appunto, come detto, le situazioni principali di aggressione, come liberarsi in maniera molto semplice e immediata, e come scappare e mettersi in salvo fondamentalmente. Questi pacchetti o lezioni intensive sono più indicati per le donne, li facciamo esclusivamente per le donne in questo caso. Poi se qualcuno ci chiede possiamo fare anche di questi pacchetti a corsi corti, diciamo, brevi, anche per uomini, però tendenzialmente per donne. Non tanto perché siano differenti le tecniche, ma sono differenti le situazioni. Cioè un uomo è difficile che venga preso alla gola per essere violentato, e una donna è difficile che si trovi in una rissa da bar, per intendersi. Quindi sono situazioni di aggressione molto differenti, e quindi vanno valutate anche situazioni di come uscirne altrettanto differenti. La disciplina invece tradizionale del Wing, quella aperta a tutti. Chiaramente il percorso è un po' più lungo, perché se uno mi chiede quanto ci metto a imparare a muovermi, non più a difendermi, attraverso il Wing in maniera, diciamo, decente, gli dico circa 1 anno e mezzo di pratica, circa, allenandosi 1 o 2 volte a settimana. Per invece imparare a difendermi, quindi a togliermi dalla situazione e scappare, per avere appunto questa prima visione, diciamo, di difesa personale, già in 4, 5, 6 lezioni si riesce un po' ad avere una prima visione e una reazione istintiva, perché il concetto di tutto è avere una reazione istintiva più o meno elaborata, quindi più o meno tecnica, ma già una reazione istintiva a una persona che ti prende il polso, già andargli a portare una manacciata, chiamiamola così, nel viso, nel naso in particolare, già ti togli il pensiero. Chiaro che per fare questo devi avere nella tua mente, devi avere una reazione istintiva, cioè non puoi andare in gelo mentale, come diceva il collega, ma devi trasformare questa situazione anomala, perché non tutti l'abbiamo mai provata, quasi nessuno l'ha mai provata una situazione di aggressione, da un blocco devi trasformarla in una reazione istintiva, quindi devi far crescere il tuo livello di adrenalina per andare a eseguire una tecnica, un qualcosa che ti permetta di liberarti da questa situazione.
non è semplice, perché purtroppo la mente, come ho detto prima, non è abituata a queste situazioni. Quello che nei corsi di difesa donna simuliamo abbastanza spesso, chiaramente sempre in sicurezza, sono sempre delle simulazioni, perché non ci si trova di notte al buio da sole, cioè si trova comunque in un gruppo di persone conosciute. Quello che possiamo fare andiamo a simulare. Però fondamentalmente, per quanto riguarda, rispondendo alla tua domanda, i corsi tradizionali sono assolutamente per entrambi, perché entrambi hanno bisogno di difendersi a livello personale, sia in esterno, quindi sia dall'esterno, ma sia dall'interno. E a questo, se hai piacere, ci colleghiamo sul fatto del benessere. Ecco, infatti, prima di passare al benessere, l'ultima parte poi della nostra chiacchierata, volevo sapere, a livello, diciamo così, allora, sei diciamo, sedute così per avere, diciamo, la possibilità di difendersi. Per diventare un buon atleta, chiamiamola così, non so come definire, quanto tempo ci vuole? Mi pare che in parte me lo hai risposto, Luca, lo puoi ribadire magari? Sì, chiaramente dipende da quanto pratichi, nel senso che comunque dipende, Sì. è un po' come andare in auto. Io faccio sempre un po' l'esempio di quando si prende la patente. Se tu prendi la patente e le guide, ci vuole tempo per prendere confidenza con la macchina, e hai bisogno di utilizzare, finché fai le guide, la testa per capire cosa fare, cosa non fare, mettere la freccia, guardare lo specchietto, stare attento, cioè hai 1000 paranoie per stare attento. Una volta che tu hai appreso, quindi una volta che il tuo corpo ha interiorizzato quelle azioni che devi fare, tu vai in automatico e poi, diciamo, non dovresti distrarti pensando ad altro o peggio, ma dovresti sempre stare concentrato però esclusivamente sul pedone che ti taglia la strada o sulle altre macchine, che non devi più pensare allo specchietto, alla fresa, cioè certi movimenti come sterzare, eccetera, vengono in automatico, di cambiare, ok? È un po' la stessa cosa qua. Dobbiamo pensare che ci stiamo riprogrammando, cioè ci stiamo reinventando un modo di muoverci. Noi non siamo assolutamente abituati a muoverci in un certo modo, siamo abituati a fare tutt'altro. E quindi per fare questo ci vuole chiaramente del tempo. Come ho detto prima, per imparare quelle 4 tecniche per uscirne illese bastano poche lezioni. Per imparare invece a muoverti, quindi usare bene il volante, muovere le marce in autonomia senza pensare, facendo sempre il paragone con l'auto, e là ci vuole un po' più di tempo. Mediamente, come ho detto sempre, vedendo anche gli allievi da tanti anni di storia e di insegnamento, vedo che in un anno e mezzo si riesce abbastanza a muoversi bene nello spazio, quindi riesci a muovere il tuo corpo in maniera, diciamo, buona. Dopo chiaramente io sono 21 anni che pratico, Cristian qualcuno in più, e quindi comunque per arrivare alla maestria, per arrivare a migliorare questo Kung Fu, quindi per arrivare al Kung Fu, okay, che è un continuo miglioramento di te stesso, sia a livello pratico che a livello mentale, che a livello della gestione dei tuoi pensieri, è tutto un miglioramento di se stessi. Là ci vuole tempo chiaramente, e gli antichi insegnanti dicevano che una vita non era sufficiente per imparare una disciplina marziale. Quindi un po' mi stupisco, apro una piccola parentesi, dei guru che vanno a giro a dire che praticano e insegnano 3, 4, 5, 6 discipline. State un po' attenti, perché la vedo un po' da... Sì, io la vedo dura comunque. La vedo un po' dura, sì. Sì, quando che uno si definisce una specie di tutologo, guru, come lo vuoi chiamare, per me non tanti, io sono molto scettico, quindi se uno è bravo nella sua disciplina, nel suo fare, nel suo credere in quello che sta facendo, ok, però se diventa il famoso tutologo, io proprio lo metto lì un po'. Diciamo che un primario, ad esempio faccio l'esempio ospedaliero, così mi viene in mente, un primario di cardiologia non può anche essere un esperto di urologia, per fare un esempio, nel senso un primario di cardiologia è specializzato nella cardiologia, appunto, per fare un esempio un po'. Ma guarda, quello che io mi autodefinisco io personalmente, che essendo curioso, voglio sentire questo, quell'altro, eccetera, io non sono specializzato in niente.
Io ho un'infarinatura della politica, un'infarinatura della medicina, un'infarinatura in questo caso adesso conosco anche questa disciplina. Cioè, quello che voglio dire è che a me mi piace conoscere le cose, ma che dopo sia specializzato in tutto sarei un fuori di testa, quindi ecco. È chiaro che avere una conoscenza globale di un po' le materie che ci interessano, che ci appassionano, o anche di materie che non ci appassionano, è una cosa assolutamente importante, ci apre la visione di molti mondi. Chiaramente quando una persona dice di essere maestro o insegnante preparato, molte discipline che magari non si cozzano una con l'altra, nel nostro caso chiaramente o anche in altri casi, assolutamente. È un po'... Scusate ragazzi, anche io conosco in parte, anche il collega Baggio, conosciamo in parte un po' la natura di altre discipline marziali, chiaramente qualche movimento, abbiamo visto video, qualcosa conosciamo, perché altrimenti non saremo in grado di... perché comunque qua fuori ti arriva Mario l'allievo e ti chiede, ma a differenza di quello voi cosa fate? Chiaramente deve avere un'infarinatura, diciamo, teorica, almeno di cosa fanno gli altri. Questo non vuol dire praticare ad alti livelli altre cose, perché non puoi, certo. Proprio il tempo fisico di farlo. Assolutamente. Siccome abbiamo ancora 10 minuti, è passato già quasi un'ora, cavoli. Io direi di passare al benessere, perché abbiamo parlato allora di questa storia, di questa disciplina. Abbiamo detto diverse cose. Abbiamo parlato di difesa personale, dei corsi, quanto che può durare, eccetera. Parliamo del benessere. Ecco, da che punto di vista il benessere, diciamo fisico, interiore, spirituale, o prende tutto praticamente, Cristian? Te la domando a te questo. Allora, Vinson dà un beneficio a 360 gradi. Perché? Innanzitutto, parlando appunto di aspetto strutturale, c'è la posizione madre, in quanto è la posizione essenziale per imparare a conoscere questo sistema, dove si inizia appunto a strutturare tutto il corpo, quindi allineare tutti i muscoli, tutta anche la nostra colonna vertebrale, e quindi dà una strutturazione a tutto il nostro corpo. Questa posizione inizialmente può risultare anche scomoda, è giusto che sia così, perché comunque fa parte anche della disciplina, ma dopodiché si concepisce anche quello che è l'atteggiamento mentale di perseveranza, un elemento molto, molto utile anche per l'allievo, anche per capire anche in sé la volontà di crescere, ma dopodiché il benessere è anche visto come desiderio di conoscenza, desiderio anche di voler anche star bene. Il benessere nella nostra disciplina è anche visto anche attraverso la pratica del Qigong. Qigong è nient'altro che l'esercizio dell'energia, l'equilibrio tra lo yin e lo yang. In cosa consiste? Nasce appunto 5.000 anni fa, quindi ha una storicità molto, molto antica, ed appunto sono dei movimenti di inspiro ed espiro che permettono appunto di far fluire attraverso questi movimenti di sangue nel nostro corpo, quindi a trovare un beneficio. Certamente tutto deve essere spiegato attentamente dall'insegnante, certo. E sviluppato poi nel corso del tempo. E dopodiché, sempre parlando di benessere, attraverso la pratica, parlo anche per la mia esperienza personale, ho visto benefici non soltanto anche nell'allineamento della struttura vertebrale, quindi nella struttura del corpo, ma soprattutto anche nel rafforzamento delle fasce muscolari, anche perché non è che chi pratica questa disciplina punta a diventare appunto un atleta di bodybuilding o quant'altro, benissimo, ma si sta bene, e lo si ottiene nel corso del tempo. E quindi non solo per mia esperienza, ma parlo per chi poi vedo come allievi ha continuato, si è trovato bene e continua con una grande efficacia. Luca, a livello spirituale, perché so che le arti marziali comunque aiutano a un benessere interiore spirituale, no? Come io ho conosciuto, ma diciamo sempre così, a livello di infarinatura, il Tai Chi, che aiuta moltissimo a livello spirituale. Questa disciplina aiuta interiormente, spiritualmente la persona? Allora, già il fatto che tu impari a conoscerti, impari a muoverti nello spazio e quindi avere una consapevolezza del tuo corpo e della tua mente, a livello spirituale va a impattare.
e questo possiamo tranquillamente dircelo, perché quando tu scopri di essere in grado di fare certe cose, di essere sciolto di certi movimenti anche a livello mentale, sei molto più sereno, sei molto più tranquillo e sei molto più soddisfatto, questo in primis. Poi in secondo luogo, quando uno mi chiede ma Sifu, fate anche della meditazione all'interno, fate esercizi di introspezione, eccetera, eccetera. Sono degli esercizi di meditazione attiva che si praticano ad esempio durante le forme, si possono fare, ci sono anche degli esercizi di meditazione statica. Però come dico sempre agli allievi, ragazzi, prima imparate a conoscere il vostro corpo, dopo pensate alla mente, perché partendo dal corpo, anche se all'inizio sembra molto difficili come movimenti, quelli della pratica d'inizio, perché all'inizio sei comunque molto diciamo meccanico, meccanizzato, cioè diventa veramente complicato all'inizio di farli, ma è molto più semplice rispetto a capire la propria mente, cioè capire il proprio corpo è molto più semplice rispetto a capire la mente è veramente un caos, quindi non andate, dico, a incasinarvi troppo nella mente. Dopo, a livello concettuale, fare 10 minuti in cui chiudi gli occhi e vai a concentrarti sul respiro è cosa buona, come diceva il fratello Baggio marziale. Qigong ci porta anche a avere questa consapevolezza del respiro, spiegata chiaramente dagli insegnanti su come funziona, e questa è cosa buona, ma non andare troppo oltre. Per quello che ci basta per avere una serenità mentale, ripeto, è importante vedersi bene, sentirsi bene, stare bene nella società ed essere soddisfatti della propria vita, e già la serenità ce l'abbiamo, insomma, quindi non dobbiamo avere molto di più. Ripeto, la mente è un caos, è veramente un caos la mente. Poi al giorno d'oggi assolutamente è più complicato tenere a bada al giorno d'oggi. Una volta era anche un po' più semplice, adesso al giorno d'oggi è sempre più complicato tenere a bada questa scimmia, perché la mente viene spesso rappresentata come una scimmia, è sempre molto complicato tenerla a bada, quindi è un aspetto... Fare 5 minuti senza pensare è dura. La scimmia si muove sempre in movimento, sempre di cosa. Sì, la scimmia si muove il sempre. bello è che la maggior parte del tempo non pensa a pensieri positivi, la maggior parte del tempo è racchiusa e tende sempre a pensare a cose negative. Come sempre, perché il telegiornale ti fa sempre vedere le cose negative. Infatti, non è che siamo molto aiutati da questa società a pensare un po' più. Assolutamente. Che ora abbiamo fatto, Giola? Allora, abbiamo ancora 5 minuti scarsi. Allora, io direi di dare dei riferimenti per chi vuole fare i corsi, perché io so, Luca, tu tanto non so se continui ancora, se vieni ancora a Campo San Martino, il mio comune poi, perché è stata la bravissima dottoressa Marina Martellozzo, assessore della cultura, a mettermi in contatto con te. Quindi, abbiamo proprio un corso ufficiale serale a Campo San Martino, che c'è un nostro istruttore che insegna a Campo San Martino, e comunque torneremo sicuramente l'anno prossimo, penso, questo autunno, a fare degli altri corsi di difesa donna a Campo San Martino. Abbiamo avuto un'ottima collaborazione con appunto il comune e l'assessore, e dopodiché abbiamo in apertura un corso ad Abano, giusto? Serrazzano, scusate, che è vicino ad Abano, e poi abbiamo corsi un po' sparsi in tutto il territorio. Diciamo che nella regione Veneto siamo un po' dappertutto. Bassano del Grappa, ad esempio, dove insegno io, poi abbiamo Cittadella, abbiamo un corso verso Cittadella, abbiamo un corso a Treviso, abbiamo a Schio, abbiamo a Feltre, abbiamo in apertura anche a Belluno, stiamo ripartendo anche a Belluno, abbiamo varie sedi sparse un po' nel territorio veneto. Fuori dal Veneto stiamo riprendendo da qualche anno, pian pianino, perché purtroppo anche noi quel maledetto 2019 e seguenti ci ha portato a rivedere un po' i nostri progetti, diciamo, di apertura all'esterno del Veneto, e però stiamo ritornando a operare. Abbiamo fatto dei corsi e ci torneremo l'anno prossimo a Bari, a Napoli, abbiamo in programma delle altre città grosse del centro Italia, e quindi diciamo ci muoviamo anche sotto questo profilo. Per avere delle informazioni un po' più in merito indico il sito innanzitutto dell'Accademia, che è www.vta-org, questo è il sito dell'Accademia, o sulla nostra pagina. Ripeti pure. Sì, www.vta, cioè Vinzun Academy, tradotto, ok? VTA-org,
proprio trattino di meno, i, che sta per Italia.org. Questo è, diciamo, il sito ufficiale dell'Accademia. Dopodiché siamo su Facebook, Vincent Academy Italia. Chiaramente su Facebook è molto più aggiornato, perché ovviamente le foto, gli eventi, eccetera, ormai si mettono più su Facebook e su altro. E dopo noi come insegnanti ci trovate un po' in tutti i canali, quindi da Facebook a LinkedIn, a Instagram, ci trovate un po' dappertutto, insomma. Avete un'email anche? L'email, c'è l'email ufficiale che è info@bta.org, questa è l'email, diciamo, dell'Accademia. Dopodiché sui nostri canali relativi trovate anche le nostre email, i nostri contatti telefonici, eccetera, eccetera, insomma, quindi basta che girate un po' e trovate dappertutto, non è un problema, anzi anche troppo, perché continuano altri che chiamarci proponendoci le cose commerciali di telefonia, eccetera, che vuol dire che io non rispondo e mando un messaggio di secondo momento su WhatsApp, tanto per sapere se è una persona fisica o se è un centralino. Certo. Ormai sono veramente stressanti anche quelli. Insomma, importante che... Per carità, fanno anche loro il loro lavoro, per carità, però diciamo che ricevere 5-6 telefonate al giorno diventa un po', ogni giorno diventa un po' stressante. Sì, perché poi voi fate, mi pare, un po' tutto anche a livello volontario, avete un po' tutti il vostro lavoro. Sì, diciamo che una parte, sì, dopo chiaramente una parte c'è una sorta di rimborso, diciamo, per il tempo che anche noi investiamo, però diciamo che anche noi lo facciamo nel, tra virgolette, nel tempo libero che abbiamo a disposizione, perché entrambi comunque abbiamo anche, fortunatamente, se vogliamo vedere un'occupazione principale per mantenerci, e dopo questo lo facciamo nel restante tempo che abbiamo a disposizione. Assolutamente. Ragazzi, io vi dico grazie intanto, perché è stata una bella chiacchierata. Oggi ho trovato altre conoscenze, altre cose, altre storie, e quindi ben venga tutte queste cose, insomma. E anzi, vabbè, dopo ma ci risentiremo, perché dopo tutte queste cose mi piace risentire magari fra 2-3 mesi, eccetera, magari a fine anno, vediamo un attimino anche la mia... Magari quando abbiamo un evento magari in programma sul Campo San Martino o limitrofi, ti faccio sapere, magari ne parliamo. Casomai vengo a vedere, e così ci conosciamo magari di persona, magari se quando che riprendete a Campo San Martino, perché adesso presumo che sia un po' un periodo di ferie, insomma, questo. Sì, adesso terminiamo un attimino credo stia, perché adesso dovremmo sentirlo, ma dopo comunque agosto ci fermiamo, dopo riprendiamo a settembre e insomma speriamo che noi il mese di agosto di, tra virgolette, un po' di riposo, che in realtà noi comunque ci alleniamo, noi continuiamo a formare chi vuole essere formato, diciamo che i corsi ufficialmente ad agosto sono chiusi. Ok. Abbiamo già sforato di qualche minuto, io vi ringrazio ancora una volta. Allora, Luca Bertoncello, coordinatore per l'Italia di Wing Chun Academy, ho detto giusto, spero di sì, e Cristian Baggio, coordinatore regionale Veneto, sempre la stessa disciplina, Wing Chun Academy. Kung Fu, insomma, quella cosa lì. Grazie ragazzi, a presto. Grazie Giorgio, buona serata. Grazie Giorgio. Grazie. Io saluto tutti gli video spettatori, va bene? E a tutti una bella serata.